la nostra nazione. Insieme a loro vogliamo anche presentarvi alcuni dei nostri europarlamentari che saranno punti di forza, arieti che andranno in Europa con la piena forza e la volontà di poter finalmente cambiare l'Italia passando dall'Europa. Io sono Federico D'Inca, sono uno di quegli ex capogruppo alla Camera che ormai voi conoscete, sono capogruppo che durano 3 mesi e che fanno quindi un'esperienza all'incirca di 6 mesi tra vice capogruppo e capogruppo, come diciamo il portavoce all'interno delle istituzioni del Movimento 5 Stelle. Capogruppo vuol dire in pratica poter partecipare a quegli incontri fatti nella biblioteca del Presidente Boldrini, dove vengono decisi, se così si può dire, la calendarizzazione, gli atti, la gestione praticamente dell'aula parlamentare della Camera. Stai lì in mezzo a queste persone, alla Boldrini, di cui voi sapete perfettamente, noi non abbiamo una stima nei suoi confronti, e insieme a lei siamo con Brunetta, siamo con Migliore, siamo con Speranza. Tra l'altro vedo oggi il nostro gazebo di qui e vedo tutti gli altri gazebi del PD, di Forza Italia e della Lega dall'altra parte, sembra di essere in Parlamento, noi da una parte e tutti gli altri dall'altra. Io ho vissuto un'esperienza personale appunto come capigruppo, ma prima facevo altro nella vita. Io ero una persona che lavorava in un'azienda, 15 mesi fa lavoravo in un'azienda come consulente informatico, lavoravo con circa 300 piccole e medie imprese del Bellunese e del Trevigiano, e quindi ho una perfetta conoscenza di quello che vuol dire l'impresa veneta, i problemi dei lavoratori, il problema degli imprenditori sul nostro territorio. Sono stato capogruppo e io identifico sempre questa mia parte della vita come l'aver avuto l'accesso al regno dell'ipocrisia. Io l'ho voluta chiamare così la biblioteca del Presidente Boldrini, dove vi sono delle situazioni in cui la lontananza da quello che è i valori comuni, il nostro lavoro normale, la nostra vita normale come cittadini, è assolutamente lontana da quello che è il pensiero di queste persone. Persone che hanno vissuto di politica per una vita, come Brunetta, come Boldrini, che l'ha vissuta per altri in un altro modo attraverso delle organizzazioni, persone che non hanno toccato le fatiche di una vita normale, e di questo io sono onorato di poter invece aver vissuto, di essere entrato all'interno del Parlamento portando il mio bagaglio culturale e di esperienza personale. Un'esperienza in cui ho visto passare 12 decreti legge. Molto spesso si individua la Camera e il Senato come un procedimento lento di creazione legislativa. Di leggi in questo Paese ne facciamo troppe, spesso le facciamo in maniera contrastante, spesso subiamo la forza governativa e quindi facciamo pochissime proposte di legge parlamentari, mentre il governo con i decreti rischia di soffocare il lavoro la Camera e del Senato. In questa visione abbiamo affrontato tanti decreti legge, tra cui ce n'è qualcuno in particolare che ritengo sia importante potervi spiegare. Dei decreti legge noi abbiamo visto passare IMU Banca d'Italia, ma è normale quando mettono insieme parole così diverse. Dovrebbe essere un decreto che contiene un'unica materia, di fatto invece contiene materie completamente diverse, e potrebbero apparire come lo specchietto per l'allodole, l'IMU, perché ben venga, è uno dei nostri 20 punti, abbiamo anche noi voluto togliere appunto l'IMU, ma dall'altro punto di vista viene inserito la Banca d'Italia, come altre volte hanno messo nel femminicidio la TAV, nell'ultimo decreto sulle problemi delle famiglie nelle case, hanno messo l'Expo. Vi sono queste situazioni in cui mettono il buono e il marcio insieme. Il marcio appunto nella Banca d'Italia cos'era? Era la volontà, quella che poi hanno portato a termine, di regalare 7 miliardi e mezzo di euro, 15.000 miliardi della vostra Banca d'Italia, quindi delle vostre tasche, regalate a quello che è oggigiorno la struttura finanziaria del nostro Paese, e quindi abbiamo fatto un regalo, sono riusciti finalmente a dare 15.000 miliardi di vecchie lire. In questo noi abbiamo fatto una protesta, voi l'avete vista all'interno dell'aula parlamentare. Noi lavoriamo spesso anche con la volontà di poter dare un'informazione corretta ai cittadini, e quindi spesso facciamo dei gesti all'interno delle aule parlamentari anche forti, ma la volontà è quella di poter dare
così l'esempio di non essere lì come gli altri succubi di quello che succede all'interno del sistema. E quindi abbiamo fatto una protesta perché hanno messo la ghigliottina, la Boldrini appunto, ha messo su questo decreto legge la chiusura dell'ostruzionismo che noi stiamo facendo in aula e hanno messo una ghigliottina. La ghigliottina vuol dire tagliare i tempi del lavoro in aula e votare, una cosa mai fatta all'interno della Camera, che si è inventata la Boldrini appunto succube dei poteri forti del governo e dei burocrati di Stato, e ha deciso appunto questo taglio. Voi forse vi ricorderete le nostre proteste, la volontà di portare gli interessi nazionali all'interno di quello che sono le aule parlamentari, e per questo abbiamo preso 370 giorni di sospensione ad esempio, e se vanno ad aggiungere altri 370 giorni di sospensione per il TAP, un gasdotto che ci renderà sempre schiavi delle potenti potenze energetiche dell'Est Europa, altri 180 giorni per aver occupato il tetto della Camera per proteggere la nostra Costituzione, anche se loro lo fanno sempre vedere come un gesto di ragazzi, ma salire su un tetto a rimanerci notte alla ghiaccio per riuscire a difendere un articolo della Costituzione, credo che sia un atto fondamentale e importante. E in questo abbiamo preso, in questo primo anno, vi dico un dato, 900 giorni di sospensione, che di fatto non è un problema dal punto di vista economico, anche se per ogni giorno di sospensione di un deputato ti tolgono 206 euro. Voi sapete bene, noi i soldi li restituiamo, noi abbiamo restituito 42 milioni di euro, non li abbiamo presi, o restituiamo o non presi, mentre il PD che è laggiù hanno preso 45 milioni di euro. Noi abbiamo dato i nostri stipendi, una parte dei nostri stipendi, i residui, la metà del nostro stipendio più tutta la parte di indennità e di diarie per 4 milioni di euro, li abbiamo messi in un fondo per le piccole e medie imprese, un fondo che verrà aggiornato il 20 di maggio con un'altra restituzione di altri 5 mesi, e quindi noi abbiamo fatto una restituzione nei primi 10 mesi dell'anno di 4 milioni di euro. Io personalmente ho restituito in un anno 56.000 euro, erano soldi miei, erano sul mio conto corrente. Gli ultimi 3 bonifici che ho fatto sono stati di 17.000 euro, li ho messi insieme, erano 7.900 euro, 3.800, 5.300. Non è facile premere dal tuo conto corrente queste cifre, visto che io comunque lavoravo normalmente, lavoravo in un'azienda, quindi ero una persona normale con uno stipendio normale, e questi soldi non sono facili da mettere via, ma se una persona deve essere coerente lo è sempre, e per questo motivo tutto il Movimento 5 Stelle ha mantenuto la promessa, ed è quello che poi mi fa mantenere oggi qui la possibilità di parlare di fronte a voi con la mia faccia, la mia coerenza. Non è facile, io mai avrei immaginato di venire a Castelfranco in una bella giornata così, in un tour delle europee, a potervi parlare a voi di quello che noi abbiamo fatto all'interno della Camera. E allora vi dicevo appunto, ci hanno tolto 206 euro al giorno, non importa, non è un problema, ci hanno tolto però la possibilità di poter essere presenti all'interno delle aule parlamentari e delle commissioni con questa sospensione, perché così sono riusciti a depotenziare la forza del Movimento 5 Stelle, che però non si è arreso. I ragazzi hanno preso i camper, hanno raccontato ovunque in Italia quello che succede all'interno delle aule parlamentari, e quindi noi continuiamo ad essere al servizio. Io oggi sono qui, vi sono tantissime tappe all'interno di tutta Italia di comizi fatti in piazza, fatti con le persone per spiegare appunto le europee e il valore fondamentale che loro avranno. Io vi posso raccontare di aver visto Renzi arrivare alla Camera, di essermi seduto insieme a lui, insieme a Beppe. Molti hanno detto: ma perché Beppe sei rimasto così pochi minuti con Matteo Renzi? Beh, entrando da quella porta immediatamente ci aveva detto che non era assolutamente importante quello che andavamo a fare con lui quel giorno, il signor Renzi. Ha detto che non c'era nulla, era una visita di cortesia, forse in streaming, non so se l'avete visto, e Beppe secondo me è stato ancora bravo a rimanere là ancora 9-10 minuti, è una persona molto vera Beppe Grillo, e non te le sta a raccontare e non fa politica. Lui cerca di riuscire a fare il bene dei cittadini quando è all'interno e cerca di poter dare il massimo del suo contributo. Questo per dirvi una persona, Renzi, che oggigiorno sembra il salvatore della patria, la persona che riuscirà con la bacchetta magica a risolvere i problemi delle persone. Io prendo per le corna subito un fatto: gli 80 euro, ben vengano, fossero 100 ancora meglio, non ho assolutamente nulla da ridire, se non fosse per il fatto che da una parte ve li danno e dall'altra ve li tolgono dalle vostre tasche. E come fanno? È semplice: nel Salva Roma, un decreto approvato qualche settimana fa, vi toglieranno da 1,5 miliardi a 3 miliardi di aumento della Tasi. Hanno fatto un'armonizzazione
un'armonizzazione all'interno del decreto Poletti, nella quale il coniuge a carico, il valore dei soldi dati per il coniuge a carico verrà armonizzato. In pratica chi ha il coniuge a carico rischia di perdere 65 euro, quindi alla fine dei conti i conti non tornano, e da una parte vi fanno finta di dare soldi e dall'altra ve li tolgono. Ma a parte l'ambizione di questa persona, che non finirò mai di raccontarla, tra l'altro io ho fatto il discorso sulla fiducia a Matteo Renzi quando si è presentato alla Camera il 25 di febbraio, e io ho detto tutte quelle cose, e credo che anche Letta, se vi ricordate, Letta era quello Stai sereno Enrico, no? Ve lo ricordate, no? Quello che venne da una gita, io penso, non so come poterla spiegare, fatta negli Emirati Arabi, tornò in Italia e si trovò senza poltrona. Renzi il 10 di febbraio aveva appunto detto che lui non sarebbe mai arrivato a Palazzo Chigi senza le elezioni, una delle tantissime balle che ha raccontato nel corso del tempo. Una persona che cerca in qualsiasi modo di utilizzare le tecniche di comunicazione per riuscire a ipnotizzare il cittadino e riuscire a far passare il suo punto di vista comunicativo. Il suo è un'operazione di marketing fatta con l'aiuto dei media, dei benedetti in testa, dei giornali, delle televisioni. Vi do un unico dato, un dato fondamentale. Vi sono state settimane in cui Renzi ha avuto nei telegiornali il 45% di presenze, il Movimento ne ha avuto il 7% di presenze all'interno del telegiornale. Ma il telegiornale che significato ha? Quale importanza ha il telegiornale? Il telegiornale ha quell'importanza di poter raggiungervi nel momento in cui siete vulnerabili. Perché vulnerabili? Perché voi, la televisione in quel momento, in quegli attimi, è il punto di riferimento della vostra informazione. Guardare il TG1 e il TG2 mentre comunque avete lavorato al mattino, avete portato i bambini a scuola, avete fatto la spesa, ecco, il momento di informazione mentre mangiate, mentre fate due chiacchiere con il vostro marito, con la vostra compagna o compagno, a quel punto vi entrano alcune informazioni che vi restano. Se vi faccio vedere una persona che va sempre in bicicletta, che risponde in maniera energica, che vi dà delle soluzioni al piccolo problema, se vi dice che vi darà i famosi 80 euro, sono tutte considerazioni che a voi entrano e danno la possibilità a questo sistema di comunicazione di influire sul vostro voto. Voi riterrete di votare questa persona perché vi sembra una persona estremamente concreta. In realtà io vi posso giurare all'interno delle aule parlamentari che di concretezza negli ultimi mesi ne abbiamo vista veramente poca da parte sua. Io lo ripeto, noi veniamo all'interno delle piazze, ed è una parte fondamentale, per poter spiegare quello che è il nostro programma per le europee, un programma diverso dagli altri. Nel passato vi raccontavano con dei faldoni alti così, venivano in televisione, vi facevano vedere una Treccani di programma elettorale. Io mi ricordo l'Ulivo nel 2006, una cozzaglia di partiti con un programma alto così, tra l'altro di cui è stato fatto pochissimo, di cui nessuno si ricorda assolutamente nulla. Ieri sera parlavo con una signora in un bar, mi ha detto ma io voterò ancora Berlusconi. Io ho detto va bene signora, lei voti pure Berlusconi, però mi dice una riforma che ha fatto Berlusconi. Nessuno si ricorda niente, nessuno si ricorda nulla di quello che ha fatto Berlusconi nei confronti dei cittadini. Io ve ne dico una se volete, l'unica cosa che io posso ricordarvi che ha fatto Berlusconi è che non si può fumare nei bar o nei locali pubblici, ma l'unica, ma adesso io non mi ricordo assolutamente nulla di queste famose riforme che si mettono in bocca ai partiti di destra e di sinistra, che poi tra l'altro vanno a fare gli accordi segreti in via del Nazareno e decidono insieme che cosa fare, quali riforme portare, perché poi c'è la riforma del Senato, la riforma della legge elettorale, che poi alla fine non è nulla di concreto, serve poter portare il loro potere ai massimi livelli e poter distruggere quello che è l'unica forza di opposizione in questo paese, che è il Movimento 5 Stelle. Questo è il succo del discorso che in questo momento loro vogliono fare con queste finte opposizioni. Sono sempre state finte opposizioni, non ce la raccontiamo, ma vogliamo mettere che Sell è l'opposizione in questo momento del PD? Io la vedo ogni giorno, Sell è la stampella del PD, se capita qualcosa c'è sempre Sell, è eccezionale questa situazione, e poi ci vengono a raccontare che sono opposizione uno dell'altro. Noi in Europa portiamo 7 punti, ve li voglio spiegare, ci portiamo brave
persone e poi ve le presenterò. 7 punti fondamentali. Il primo è l'abolizione del Fiscal Compact. Il Fiscal Compact, parola inglese, queste parole che arrivano da noi incomprensibili, è un trattato firmato dal governo Monti. Io vi dico, il governo Monti è il primo di una serie di 3 governi voluto da un Presidente della Repubblica che si chiama Giorgio Napolitano, detto anche Re Giorgio. Questo Presidente ha fatto il governo Monti, il governo Letta, il governo Renzi. Voi non avete voluto nessuno di questi governi. È questo che mi ha portato anche, insieme al gruppo parlamentare, io stesso, a firmare l'impeachment a Giorgio Napolitano, altra cosa che avrei immaginato in vita mia di andare a firmare. Lo ritengo giusto, perché Giorgio Napolitano non è il Presidente, un Presidente come Sandro Pertini, un Presidente che è garante della nostra Costituzione, invece è un grande burattinaio che tiene per i fili le redini di questo governo come di quelli precedenti. E allora torniamo al Fiscal Compact. Cos'è il Fiscal Compact? Tra l'altro voluto da Mario Monti, dalla Troika, dalla BCE, in un momento di grandissima difficoltà del nostro Paese, con il quale noi dobbiamo abbattere di 1.000 miliardi di euro il nostro debito pubblico, deve passare al 60% del PIL. In questo momento è 2.100 miliardi, noi dobbiamo tornare a 1.100 qualcosa, sono 1.000 miliardi e vuol dire in 20 anni 50 miliardi di euro all'anno. 50 miliardi di euro, per darvi un numero esatto, sono 100.000 miliardi di vecchie lire. Siccome non c'è nessuna stanza, nessun cavolo, non c'è una torre così piena di soldi, no? Nemmeno a Roma, va bene, a parte a casa di qualche politico forse, ma non c'è nulla del genere. Quindi vuol dire che devono andare a togliere il vostro welfare, l'unica cosa rimasta importante in questo paese. C'è qualche pensionato qui di fronte a noi? Un pensionato, ce n'è un pensionato? Perfetto. Per poter abbattere la rata del Fiscal Compact, che sono 50 miliardi di euro all'anno, dovranno andare a toccare la sua pensione. C'è qualcuno che ha figli? Bene, aumenteranno le tasse sulla scuola. C'è qualcuno che ha problemi di salute, che ha bisogno degli ospedali? Perfetto, cresceranno i ticket. Signori, funziona così. E alla fine poi cosa venderanno alla fine? Anche il Colosseo, se questo è pubblico, venderanno pure questo. Venderanno le vostre piazze, i vostri parcheggi, venderanno qualsiasi cosa pur di far cassa. Questo perché? Perché hanno firmato appunto questo Fiscal Compact voluto dal governo Monti, il quale il governo Monti, votato poi in aula da Berlusconi e da Bersani, hanno svenduto il nostro paese, accettando un trattato che a noi porterà soltanto male. Noi lo vogliamo abolire. Questo è un primo punto. Un secondo punto sono gli Eurobond. Gli Eurobond sono i BTP, i bond, i BTP, i bot a livello europeo, sono titoli di Stato, sono fondamentali, sono importantissimi per riuscire a fare quel passaggio fondamentale che a noi manca. Noi vogliamo che l'Europa diventi una comunità. A noi del fatto che sia un'unione finanziaria, un'unione economica, non ce ne frega nulla. Noi vogliamo cambiare questo paese, va bene? E vogliamo che l'Europa diventi una comunità in cui nessuno resta indietro. Quando nel 2011 la Grecia aveva quei problemi, e voi conoscete perfettamente, la Grecia è un piccolo paese, rappresenta il 2% del PIL dell'Europa. Se voleva, la Germania la poteva salvare con gli spiccioli, io credo, veramente l'Europa insieme potevano salvarla. E invece in alcuni momenti, per poter piazzare sui titoli di Stato, la Grecia aveva bisogno di mettere tassi di interesse, di svendere tutto quello che lei aveva al 34%. I tassi di interesse al 34%, a casa mia si chiama usura. Ma questo perché? Perché c'era la possibilità di creare un'infezione all'interno dell'Europa. L'infezione la crea la Grecia, passa al Portogallo, va all'Irlanda, prende la Spagna e dopo chi becca? L'Italia. L'Italia è il boccone succulento. L'Italia è il paese dove comunque c'è forse ancora qualcosina, un minimo di ricchezza. I nostri papà, i nostri nonni, il nostro lavoro ha permesso di poter avere una casa propria, di poter avere qualche soldo messo anche da parte con tantissima fatica. Bene, riuscire a portarci via questa possibilità, i nostri beni comuni, i nostri soldi, la nostra acqua, quello che può essere il bene di questo Stato è la volontà ultima dei grandi poteri finanziari di questa Europa, e noi ci batteremo per poter invece avere un unico titolo di Stato, perché così la Germania pagherà un po' di più e l'Italia un po' di meno, perché ne faremo come
come l'America alla fine del Settecento decise di passare da una confederazione a una federazione di Stati, e il primo passo che fece fu mettere il debito pubblico come unico debito pubblico. A quel punto si passa da essere un insieme di Stati a essere una comunità. È da lì che nasce, dagli Stati Uniti d'America. Noi vogliamo prendere l'esempio perché l'Europa diventi gli Stati Uniti d'Europa. Questo è il secondo punto. Il terzo punto è fare delle alleanze con i paesi del Mediterraneo. In Europa sapete perfettamente, esistono dei blocchi. C'è un blocco nordico, Germania, Olanda, sono molto molto forti, riescono ad arrivare nei posti migliori e a creare quegli interessi della Germania, dell'Olanda, dei paesi del nord Europa, va bene, che mettono in difficoltà i paesi del sud Europa, che hanno tasse politiche altamente scarse, hanno dei blocchi, va bene, che si chiamasse Italia, che si chiamasse Portogallo. Noi vogliamo un'alleanza con i paesi del Mediterraneo, con Spagna, con Portogallo, con la Francia, con la Grecia, riuscire insieme a creare delle politiche comuni per difendere i nostri interessi nazionali, non un euro 2, un euro 1. Vogliamo avere la forza all'interno dell'Europa per poter portare avanti con coraggio gli interessi dei nostri paesi. Il quarto punto fondamentale è riuscire a far sì che gli investimenti in innovazione e ricerca, il famoso 3% del debito PIL, possa essere sforato. Non è possibile che noi non possiamo investire su innovazione e ricerca perché abbiamo da dover essere succubi di un patto del 3%. Guardate che nel mondo in questo momento le più grandi aziende, i più grandi nomi, i più grandi marchi si chiamano Amazon, Google, Facebook, Twitter. Questi sono i grandi nomi del mondo. Lì lavorano le persone per poter cambiare il mondo. Io lo dico, i telefonini che voi avete in tasca non c'erano fino a 10 anni fa, ma la tecnologia arriva lì e farà altre migliaia di cose importantissime per il nostro bene. Il fatto fondamentale di riuscire a poter portare innovazione e ricerca e di far sì che noi possiamo sforare il 3% è poter creare posti di lavoro. La disoccupazione giovanile in questo paese è il 43%, vi sono 3 milioni di disoccupati, vi sono 2 milioni e mezzo di persone che non cercano nemmeno lavoro. Chi ha un lavoro tra di voi è una persona fortunata. Questa è la differenza in questo momento. Dobbiamo poter investire. Dobbiamo investire anche sulle attività agricole, sulle imprese agricole. Il nostro fabbisogno, la copertura interna con i nostri prodotti agricoli è il 70%. Noi dobbiamo aumentare e investire sulla nostra agricoltura. Noi abbiamo l'importazione del 59% del pomodoro fresco, il 40% del grano, per la pasta, del grano per il pane. Vi sono poi prodotti che passano il confine e improvvisamente diventano made in Italy. Vi sono trattati internazionali perché abbiamo bruciato le nostre arance in favore dell'arancia del Marocco, firmato dai nostri parlamentari europei, di cui nessuno sa i nomi, ma che sono in Europa e hanno firmato quello che volevano, in base a lobby che ci sono in questo momento all'interno dell'Europa. Noi vogliamo l'abolizione dell'articolo 81 della Costituzione. Io non sono un economista, anche se ho una laurea in economia, ma Keynes con Roosevelt nel 29, nel 34 dopo, ebbero la brillante idea che se tu vuoi far ripartire un paese ci vuole un volano di investimenti, per cui questi investimenti danno una redditività superiore al tasso di interesse del debito che tu produci. Allora per poter far questo ci vuole che l'Italia possa sforare quello che è appunto il pareggio di bilancio che il governo Monti, sempre votato in aula dal Berlusconi e da Bersani, hanno voluto mettere in piedi per questo paese, mettere un guinzaglio al collo. Queste sono le parti fondamentali dei nostri 6 punti iniziali. Io vi ho detto che erano 7 punti. Il 7° punto è quello che noi riteniamo fondamentale, è la minaccia per riuscire ad avere i 6 punti precedenti. Il 7° punto è: noi vogliamo fare, nel caso in cui i nostri rappresentanti, andando in Europa, battendo i pugni sul tavolo, non ottengono quello che noi vogliamo poter fare un referendum consultivo sull'euro. Un referendum consultivo sull'euro diventa fondamentale per riuscire a spiegare a noi stessi se l'unione finanziaria è benevola nei nostri confronti o no, capire le problematiche dall'uscita e poi decideremo insieme. Una volta deciso insieme prenderemo quella che sarà una strada condivisa, e questo si fa soltanto con un referendum consultivo sull'euro. Sono 7 punti, per noi diventano fondamentali. Noi manderemo in Europa persone per poter portare avanti le nostre idee, persone che non abbiamo scelto
tramite segreteria del partito, non ci siamo chiusi in via del Nazareno, non l'ha scelta Berlusconi, l'hanno scelte 90.000 persone su 4.500 candidati che hanno messo il loro curriculum vita all'interno del nostro sito, abbiamo potuto votare, potuto capire chi erano, il loro curriculum presentava chi aveva 5 lingue, chi ne aveva addirittura che ne conosceva 6, persone che hanno l'arabo, persone che hanno lavorato già con i fondi europei, perché poi è lì che si tratta di poter andare in Europa e riuscire a portare a casa anche sia dal punto di vista delle leggi, perché io vi ricordo che l'80% delle leggi fatte in questo paese sono di derivazione di direttive europee, per cui diventa fondamentale mandare in Europa persone capaci, volenterose, che fanno solo quello, mentre gli altri hanno portato in Europa, vabbè, lasciamo stare, io ogni volta lo ripeto, ma se voi pensate che mandiamo in Europa Mastella, De Mita, Ciarapico, Iva Zanicchi, bravo, Iva Zanicchi, ve lo spiego io Iva Zanicchi. Iva Zanicchi gliele canterà sicuramente, gli canterà Prendi questa mano zingara, una canzone che mi ha perseguitato quando ero bambino, avevo 8 anni, 7 scusatemi, mio padre era nel 1983, aveva una Giulietta color crema 1300, se qualcuno si ricorda le Giuliette come erano fatte, mio padre aveva un mangianastri, c'era una cassettina rossa, la quarta canzone del lato B era Prendi questa mano zingara, mio padre ascoltava sempre, la so a memoria, se volete possiamo cantarla insieme, e qui c'era Iva Zanicchi era nel 1990, ok, prezzo giusto, ve lo ricordate? C'era Iva Zanicchi, nel 2014 sono in piazza a Castelfranco a parlare ancora di Iva Zanicchi, non è Berlusconi che gli dà 120 anni, è Iva Zanicchi, ve la troverete sempre Iva Zanicchi, farà il sindaco a Castelfranco molto probabilmente, va bene? Lo so che hai detto no, ti ho visto, no, invece probabilmente sì, Iva Zanicchi sarà nella tua vita. Questo è il problema, noi vogliamo mandare persone capaci, volenterose, che possono veramente cambiare questo paese. Quando guardiamo anche il PD ha messo di 4 su 5 capoliste, che poi non esistono i capiliste, esistono delle preferenze all'interno delle europee. Hanno messo 4 persone che già lavorano in Parlamento, sono già elette. Io mi immagino le persone che hanno pensato, io voto la Moretti, voto la Pina Picerno, che bisogna avere coraggio, però le hanno votate, e loro hanno detto: le mando in Parlamento per fare 5 anni, mi devono fare gli interessi miei, della mia famiglia, del mio paese. Questi invece prendono, dopo un anno vanno in Europa. Ma da quando in qua? Il Movimento 5 Stelle funziona così: se tu fai il consigliere comunale, fai il consigliere comunale, se tu fai, e lo fai per 5 anni, se tu fai il sindaco, va bene, come Di Mira, come il visemaniero, lo fai per 5 anni. Se tu fai il parlamentare lo fai per 5 anni, non cambi casacca, non vai altrove. Se io vi dico che la Serracchiani è stata eletta come consigliere provinciale nel 2008, nel 2009 diventò europarlamentare, è un caso emblematico secondo me, nel 2013 diventò il presidente della regione Friuli. Io immagino i primi che l'hanno votata come consigliere provinciale, che confusione che erano in testa. Ma come si fa ad avere una programmazione? Semplicemente perché tu vai a Ballarò il trampolino di lancio per tutti quanti i pidini che vogliono fare il salto di qualità, prendono il trampolino di lancio e volano verso i più alti lidi. Non funziona così. Noi vogliamo persone capaci e che operano per il bene del nostro paese. Allora, io ve le voglio presentare queste persone. Allora voglio chiamare vicino a me Stefano Cobello di Verona. Lascio la parola a lui che vi dirà quello, il suo curriculum vita e quello che vuole portare in Europa. Grazie mille Stefano. Grazie Dinka, è sempre difficile parlare dopo di lui, è davvero bravissimo. Allora, io ho abitato 15 anni a Istrana, figlio di un militare all'aeroporto, quindi ero sempre qui a Castelfranco, mi sento un po' in casa e adesso sono veronese e abito a Verona. Sono un insegnante, sono il profe, è il mio soprannome, i miei alunni mi danno. Insegno all'Istituto Professionale Alberghiero di Stato di Valeggio sul Mincio, quindi conosco la realtà della scuola che è degradata, ormai non so, agli sgoccioli della sopravvivenza. Per chi fa l'insegnante è difficilissimo lavorare con 38 alunni in classe. Di cosa mi occupo? Da 25 anni circa mi occupo di politiche comunitarie e di fondi europei. Ho creato una rete nazionale di scuole e istituzioni educative e porto 6 milioni di euro circa all'anno alle scuole in progetti europei. E vado in Commissione europea più volte e lì ho l'opportunità anche di vedere da dentro tutte le nefandezze, le porcherie della Commissione europea e del Parlamento europeo. E dopo ve le racconto. Sono laureato in lingue, russo e inglese, ma parlo correttamente anche francese, ho studiato finlandese, giro il mondo, soprattutto in Siberia, mi occupo di orfani in Siberia, e soprattutto ho fatto l'attivista di Greenpeace e quindi mi interessa molto l'ambiente.
Sono il famoso, noi tutti i candidati siamo i famosi onesti, curiosi che si aggirano per gli uffici, che vanno a leggere tutti i documenti. Adesso vi racconto quello che non vi dicono, è che quei signori che dovrebbero vergognarsi del loro simbolo, quelli Forza Italia, PDL, PD, che poi io li chiamo P2 esattamente, hanno firmato per 30 anni senza neanche leggere, senza nemmeno leggere. Abbiamo il record mondiale d'assenteismo al Parlamento europeo, vergognatevi! Quando la Zenitti parlava al Parlamento europeo, ci sono i video sul web, è intervenuta, se ne sono andati tutti, perché stava intervenendo su un argomento, non avevano neanche capito di cosa avevano parlato mezz'ora prima, perché non sanno neanche le lingue, non conoscono le istituzioni europee, mentre noi siamo preparatissimi su questo e ci hanno scelto proprio per il nostro curriculum vitae a rappresentarli. Quindi il Movimento 5 Stelle è diverso, non è un partito, è un movimento. Noi ci tasseremo, autotasseremo, la nostra diaria 3.800 euro al mese sarà data in beneficenza, perché non crediamo di essere diversi da voi, noi andiamo con voi là, andiamo a fare le cose e senza di voi non facciamo niente, quindi verremo qui poi a giustificare, a spiegarvi tutto quello che faremo e voi deciderete se va bene o meno. È questo lo spirito del Movimento 5 Stelle. Bene, Dinka, tu fammi un segno quando devo smettere, ok? Parlo di OGM, paghiamo migliaia di euro al giorno per una legge europea, si chiamano direttive, ne hanno firmate 25 loro, perché non li importiamo e non li seminiamo, si chiama MON 810, il mais transgenico che distruggerà tutta la nostra agricoltura, e loro l'hanno firmata, tutti insieme, perché là Tsipras, PD vanno nello stesso gruppo, si chiama Partito Socialdemocratico Europeo, gli altri vanno nel PPE, insieme ai popolari europei DC, quindi il PD si divide in due branche, firmano insieme, la Lega ha firmato queste cose, ci sono tutti i documenti sul web, quello che hanno firmato. Bene, abbiamo 23 infrazioni alle direttive comunitarie sugli OGM, perché ci obbligano a impiantare, a distruggere il nostro patrimonio agricolo, che è la nostra ricchezza, il nostro patrimonio alimentare, insegnano alberghiero e ci portano le patate transgeniche ormai. E poi se ci ammaleremo saranno cavoli nostri, se gli agricoltori sono ricattati da quella Monsanto che è qua vicino, che è proprio qua vicino, che vuole impiantare il mais transgenico, saranno cavoli nostri, non avremo più un'economia agricola. Vi rendete conto cosa hanno firmato? Bene, noi andremo là a impedire questa cosa qua, a rivedere i trattati, a rivederli fino in fondo, perché grazie, sta arrivando anche il trattato transoceanico di investimenti e partnership, che loro stanno portando avanti, in questi giorni stanno discutendo ancora perché sono agli sgoccioli, devono fare in fretta, perché se arriviamo noi hanno paura dei grillini, hanno paura degli onesti che vanno in giro, li leggono i documenti, gli mettono i bastoni fra le ruote. Bene, questo trattato ci obbligherà a importare gli OGM dall'America, ad adottare il sistema americano alimentare e di produzione agricola, e se non lo faremo il nostro paese potrà essere messo sotto inchiesta con una class action, dovrà pagare delle multe anche all'America. Lo sapevate? Si chiama TTIP, andate a vedere, TTIP, ci sono tutti i documenti scritti, e questo noi cercheremo di fermare. Poi c'è un'altra cosa che hanno firmato il 13 giugno 2013 loro, hanno firmato il Fondo di Redenzione Europea, hanno firmato in Europa, che sembra bello, dice mettete l'eccedenza sul debito pubblico rispetto al PIL dal 60% in poi dentro questo fondo, e ve lo garantiamo noi con una AAA, un fondo indipendente formato da persone indipendenti, e dentro c'è il gruppo Bilderberg, c'è il Goldman Sachs, ci sono le multinazionali americane che controllano il mondo dentro lì. Bene, cosa farà? Se noi non pagheremo, andremo sul mercato a chiedere dei soldi per pagare questo debito a un prezzo molto basso, perché la AAA ci permette di avere un rating molto basso. Bene, apparentemente, però loro hanno previsto di essere ripagati di questo debito calcolando una crescita dell'Italia del 3% del PIL. Noi stiamo calando, ma se non rispetteremo questo 3%, se non lo rispetteremo questo 3%, loro si prendono tutte le nostre riserve auree, tutto il nostro patrimonio demaniale, storico, artistico, il
castello che vedete lì fa parte, è dato in concessione al comune, però è dello Stato e quindi potrà essere venduto all'incanto a qualsiasi multinazionale come un curatore fallimentare. Lo sapevate questo? Poi c'è previsto un taglio allo Stato sociale enorme, privatizzazione della scuola, degli ospedali, tagli delle pensioni, è tutto previsto e dentro ci sono la mafia mondiale in questo fondo. Renzi una settimana fa ha nominato tre consiglieri dentro, ma non ha detto i nomi, dopo 4 mesi che litigavano, non ci ha detto, perché questo fondo è indipendente, aspettano soltanto la ratifica del trattato il giorno dopo le elezioni, se vincono loro, per cui quando votate pensateci bene, perché noi andremo a impedire questo scempio. Grazie, Stefano Cobello. Grazie mille Stefano. Prima di continuare col secondo candidato europarlamentare ci tenevo a chiamare Gianni Girotto, che è senatore di Treviso, il quale voleva dare il suo contributo alla giornata di oggi con la sua esperienza personale in commissione attività produttive ed è veramente esperto in fonti rinnovabili. Grazie Gianni. Sì, sono di Treviso. Penso che pochi di voi mi abbiano visto in televisione perché io sono semplicemente il capogruppo della Commissione Industria, Commercio e Turismo e voi capite bene che in Italia industria, commercio e turismo non è un argomento che fa televisione. Io più volte ho chiesto di andare in televisione a parlare di fonti rinnovabili e di efficienza energetica che ci possono portare più di 1 milione di posti di lavoro, ma la risposta è sempre la stessa, non fa audience. In un anno i giornalisti non mi hanno mai fatto una domanda, parlo dei giornalisti generalisti, quelli nazionali, non mi hanno mai fatto una domanda sul mio lavoro, su cosa stiamo facendo per l'Italia, sulle energie e sull'efficienza energetica. Mi chiamano solo ed esclusivamente quando abbiamo le espulsioni.